Buongiorno da Renzo Micheletto e ben ritrovati con una nuova pillola di Radio Veneto Agricoltura. Siamo in collegamento con il dottor Paolo Fontana della Fondazione Edmund Mack di San Michele all'Adige, un entomologo di fama internazionale, grande conoscitore del mondo delle api, e oggi parleremo proprio delle api. Per quale motivo? Ci sono una serie di motivi. La prossima settimana ci sono le 2 giornate della biodiversità, la giornata il 20 maggio, la giornata nazionale della biodiversità agricola e alimentare, il 22 maggio la giornata mondiale della biodiversità animale, ambientale, vegetale, eccetera. Ma non solo, il 20 maggio è anche la giornata mondiale delle api. Quindi è un contesto veramente molto importante. Quindi veniamo subito al punto: qual è il binomio biodiversità e api e mondo delle api? Le api sono strettamente legate alla biodiversità per il loro ruolo di impollinatori. Sia le api da miele che tutte le altre api sono fondamentali per garantire la riproduzione delle piante e quindi le piante garantiscono la vita agli altri organismi e garantiscono la respirazione a noi e a tutti gli altri organismi. Basta un semplice dato per capire quanto è importante un singolo alveare. Un singolo alveare di api da miele può in un anno mettere in gioco circa 200.000 api bottinatrici che si susseguono nei mesi. Queste api bottinatrici possono impollinare diversi miliardi di fiori in un anno, da 6 a 15 miliardi, e lo possono fare in un'area di circa 30 km quadrati. Basta questo dato per capire come un singolo alveare possa avere un'influenza pazzesca sulla biodiversità e sull'ambiente. Certo, assolutamente. E senta, come sta andando l'annata 2020 per le api e per il miele poi, no? Sappiamo che il 2019 è stato un anno disastroso. Sembrerebbe invece che quest'anno fosse un anno buono, invece non è del tutto così. Ma dopo il 2019 stiamo già andando bene, però ad esempio una fioritura molto importante come la fioritura della cacia non sta andando bene ovunque. In molte zone del Veneto si registrano scarse importazioni di miele da cacia a seguito probabilmente della grande siccità che ha preceduto la fioritura della cacia. Però le api stanno abbastanza bene, il millefiori ha prodotto qualcosa, le api si sono ingrassate, diciamo, e quindi adesso speriamo di poter procedere con il tiglio, il castagno e le altre fioriture, e che quindi quest'annata ci possa risollevare gli apicoltori e anche i consumatori che troveranno prodotto di qualità italiano. Certo. Senta, dottor Fontana, le chiedo, tra l'altro lei è stato anche uno degli autori, tra gli autori della nuova pubblicazione di Veneto Agricoltura dedicata proprio al mondo delle api, api e apicoltura. Sullo sfondo vediamo la copertina che può essere scaricata dal sito di Veneto Agricoltura. Qual è il principale problema che affligge oggi le api e il mondo delle api? Mi permetta di fare i complimenti per il volume, perché io sono stato veramente onorato di partecipare, ma è un volume che ha degli autori veramente autorevoli e anche organizzato bene. Grazie. Le problematiche delle api vengono bene analizzate in questo volume, in questo quaderno, e sono più o meno sempre le stesse, quindi i parassiti delle api, la varroa, le modificazioni ambientali, i cambiamenti climatici e poi gli inquinamenti da pesticidi o altre problematiche abbastanza gravi. Quindi la situazione è sempre molto tesa e le difficoltà sono veramente tante. Cosa possiamo fare per aiutare le api? Per aiutare le api bisogna che i consumatori siano più consapevoli nei loro acquisti, soprattutto di generi alimentari. Dobbiamo scegliere quei cibi che sono stati prodotti
con il minor uso di pesticidi e con il minor consumo di biodiversità, di paesaggio. Quindi non possiamo chiedere agli agricoltori di fare le scelte, perché il mercato parte dalla nostra borsa della spesa. Scegliamo, facciamo la spesa in modo consapevole. Non occorre diventare dei santi, un po' alla volta. Intanto compriamo prodotti italiani, compriamo prodotti veneti, se siamo veneti, e cerchiamo di capire quello che stiamo comprando e dove e come è stato prodotto. Un po' alla volta ce la facciamo. Certo, andiamo in chiusura di questa pillola di Radio Veneto Agricoltura. Volevo chiedere una cosa, mi è sembrata una cosa che io non sapevo, è molto interessante, tra l'altro anche in uno dei capitoli che lei ha curato sulla pubblicazione Api Apicoltura di Veneto Agricoltura, ed è quella delle origini un po' storiche, la parte più antica del mondo delle api, che tra l'altro, guarda caso, ha origine proprio qui nel nord-est, in provincia di Trento, a dire il vero, nel comune di Grigno, ma che poi è sull'altopiano di Asiago, perché lì sono stati fatti dei ritrovamenti davvero molto interessanti e importanti. Sì, io che da un po' di anni mi occupo di storia dell'apicoltura, sono saltato sulla sedia quando mi sono reso conto che la più antica traccia del rapporto tra uomini e api mellifere sono questi ciottoli del riparo d'Aimeri in altopiano di Asiago, in cui gli uomini del Paleolitico, 13.000 anni fa, avevano dipinto delle figure animali, vegetali, e disegni vari, usando ocra e cera d'api. La cosa strepitosa è che 13.000 anni fa le Alpi erano ancora interessate dall'ultima grande glaciazione. Quindi probabilmente questo ritrovamento testimonia un commercio, uno scambio di cera tra le parti meridionali dell'Italia, in questo caso, e le Alpi, ed è un orgoglio straordinario, perché poi il Veneto ha una storia che lo lega all'apicoltura che è veramente incredibile, e quindi dobbiamo essere orgogliosi della nostra storia e difendere e tutelare il nostro paesaggio e la nostra apicoltura. Certo. Bene, dottor Fontana, noi la ringraziamo per essere stato con noi, ospite qui con noi. La ringraziamo davvero e ricordiamo a tutti chi ci sta seguendo che la pubblicazione di cui vedete sullo sfondo la copertina può essere scaricata, ripeto ancora, dal sito di Veneto Agricoltura. Alla prossima occasione. Grazie, ciao a tutti.